cappellata, niente di troppo complicato, ma volevamo giocare. Perché, come ha detto Marco, questa sera vogliamo raccontarvi i nostri valori, quindi questa storia è fatta di capitoli, no? E ogni capitolo ha il suo tema. La copertina che abbiamo appena sentito, Rivers of Babylon, una canzone diventata famosa negli anni 70, se non ricordo male, è tratta dal libro dei Salmi, se non ricordo male, e rappresenta la voglia di giocare insieme, perché si può suonare anche in maniera perfetta, precisa, intonata, con i giusti volumi, con i giusti intrecci, sì. Ma se non si ha voglia di giocare non si va da nessuna parte. Il secondo capitolo, che forse è quello più importante di tutti per il momento, è quello della memoria. Perché in 100 anni tanti si sono avvicendati su queste sedie. E quindi non volevamo in alcun modo tuffarci nell'anima della festa senza prima aver dato un omaggio. Nelle partite sportive di calcio si osserva un minuto di silenzio, noi facciamo qualche minuto di musica e abbiamo scelto di omaggiare con una preghiera del 1791, Ave Verum Corpus di Wolfgang Amadeus Mozart, la memoria di tutti gli amici musicanti che sono andati un po' avanti, a cominciare da Renzo, Silvano, Gianni, solo per citare i più recenti che ci hanno lasciato, e insieme a loro tutti gli altri. Questo è per loro.